Il Torregrotta Under 17 Elite, forte dell'ultima vittoria esterna sul campo della Libertas Rarinantes che gli è valsa la vetta della classifica dopo 3 giornate in coabitazione con il Priolo, vuole continuare a correre. I rossoblù di mister Nino Lombardo, autentica rivelazione di questo avvio di stagione nonostante siano una matricola della categoria, ospitano il città di mister Bianco, reduce da un punto spettacolare 3-3 conquistato in casa contro la Ionia Calcio nell'ultimo turno. Una sfida che insomma promette emozioni e gol al campo come sempre l'ultimo verdetto. La formazione padrone di casa: Pagano, Miceli, Bendaù, Interdonato, Antonazzo, Cudispoto, Pino, Naccari, Raimondo, Barresi e Giunta. Partiamo allora con le firme del primo tempo. Passano esattamente 3 minuti, munizione di Naccari che esce di poco fuori, poi all'ottavo è giunta a recuperare il pallone sul tentativo di uscita errato da parte degli ospiti, la mette a disposizione del compagno Barresi, c'è la parata di Santo Canale, minuto 9, angolo per Appino, colpo di testa che termina sul fondo al 15esimo, primo spunto per gli ospiti città di mister Bianco in avanti grazie alla punizione di Tropea, anche in questo caso mira da rivedere. Al 25esimo si sbloccano le ostilità al Filari, il cross di Bendaù, il pallone arriva proprio lì a Giunta, sul secondo palo, stop e conclusione, gol dell'1-0 e avanti il Torregrotta, gol con tanto di dedica, 1-0 per la formazione di mister Lombardo al 35esimo, la punizione stavolta di Tropea trova la parata di Pagano, finisce così il primo tempo al Filari di Rometta, Torregrotta avanti 1-0 nei confronti del città di mister Bianco, decide il gol di Giunta al 25esimo, poi al 45esimo subito un cambio per il Torregrotta, entra Spada al posto di Miceli, 49esimo Cudispoto, buona manovra per lui, va a calciare, lo fa anche molto bene, ma Santo Canale si distingue, vola e mette in calcio d'angolo. 63esimo tocca a Fodi per Naccari, al 64esimo arriva un calcio di rigore, resta qualche dubbio per questo intervento in area firmato Antonazzo, arriva però al 65esimo la grande occasione per la formazione etnea di trovare il pareggio, dal dischetto si presenta Tropea per fare 1-1, il numero 10 non sbaglia, trova la via della rete e mette in equilibrio il risultato, ma ancora al 67esimo c'è di peggio da sentire per mister Lombardo perché arriva su calcio di punizione la rete del 2-1 e ancora Tropea la sua traiettoria beffarda che ribalta completamente il risultato nel giro di 2 minuti. Il Torregrotta adesso è sotto e deve cercare di recuperare, palla per il neoentrato Fodi che va a calciare bene, para ancora una volta altrettanto bene Santo Canale, al 70esimo tocca a vento per Cudispoto, al 75esimo c'è un calcio d'angolo dalla destra, Bendaù disegna la traiettoria per Fodi che la insacca all'angolino, eccolo la rete dei rossoblù, quella che vale il nuovo pareggio al Filari di Rometta, 2-2. All'80esimo il Torregrotta, lancio di Raimondo per Vento che però si fa chiudere dall'uscita dell'estremo difensore, tante le occasioni nella finale. 83esimo il Torregrotta prova a sfondare con Giunta dalla destra, il servizio è per Fodi, la giocata del 17 a liberarsi ma la conclusione viene parata ancora una volta da Santo Canale. 85esimo rossoblù all'arrembaggio, vogliono i 3 punti a tutti i costi, Giunta sterza dalla destra, cross per Vento che viene però chiuso in calcio d'angolo, minuto 87 in avanti anche la città di mister Bianco, lo certo fa tutto da sola, arriva fino al limite dell'area di rigore ma la conclusione termina fuori, minuto 88, ancora gli ospiti per un possibile nuovo vantaggio, ancora lo certo, si libera della marcatura da ottima posizione però fallisce una rete che a quel punto sembrava fatta, ci va addirittura più vicino il Torregrotta. 93esimo angolo di Bendaù per Vento che da 1 metro la stampa sul palo, minuto 95, una partita eterna che non vuole finire, ancora sul 2-2, Giordano se la ritrova lì per il mancino e la spedisce alta, finisce così al Filari di Rometta questa gara valevole per la 4ª giornata del campionato Under 17 Elite e pareggio per il Torregrotta, 2-2 contro il città di mister Bianco. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.